40, the first final will be the women 200 meter medley. Ricordiamo che da mercoledì troverete tutti i filmati in alta definizione delle gare di questa manifestazione sul sito del finveneto.org, il sito del Comitato Regionale del Veneto, filmati in alta definizione cliccando ad ogni gara, ad ogni batteria nella homepage di finveneto.org, tutti i filmati della manifestazione. E allora andiamo a presentare la prima finale in corsia 1, Marta Giovannoni, Futura Club I Cavalieri. In corsia 2 è la campionessa italiana giovanile in carica, classe 97, 200 e 400 misti, finalista agli Europei Juniores, Veronica Lucchese, Nottoli Nuoto 74. In terza corsia per il Gorenica Radovlica, Slovenia, will swim in lane 3, Adia Teran, Gorenica Radovlica, Slovenia. Al suo fianco in corsia 4 per Israele, will swim in lane 4, Anastasia Korotkov, Israel. In corsia numero 5, in lane 5, representing Gorenica Radovlica, Slovenia, Tjasa Pintar. In corsia 6, plurimedagliata ai campionati italiani giovanili nei 200 e 400 misti, Vanessa Andreetta, Nottoli Nuoto 74. Settima corsia, nuoterà Lucia Rovere, Gemona Nuoto Atlantis. E in ottava, Serena Mometto, Plant in Veneto. E dunque gara interessante perché ci sono 3 atlete straniere, la slovena Teran in 3, la Korotkov israeliana in 4 e l'altra slovena Pintar in 5 a difendere i colori della nazionale azzurra, in particolare del Nottoli Nuoto, in 2 Veronica Lucchese, in 6 Vanessa Andreetta. Lucchese è la favorita di questa specialità nonostante si sia nascosta nei turni di qualificazione, attacca subito dalla farfalla. Lei, campionessa italiana giovanile in carica, classe 97, aveva nuotato 2:14 e 31 in questa gara ai giovanili di Riccione per vincere il titolo nazionale. Primo passaggio è suo ai 50 metri, 30 e 42, Tjasa Pintar 30 e 84, 31,09, Vanessa Andreetta in terza posizione. Atleta completa la lucchese, capace di arrivare a podio anche nel dorso ai campionati nazionali giovanili, ne approfitta in questa seconda frazione. Insieme a lei, attenzione a Tjasa Pintar, la slovena in quinta corsia, si vira a metà gara, lucchese 1:05,32, Pintar a 38 centesimi e poi la Korotkov in terza posizione. Ottima ranista la Korotkov che potrebbe risalire con la Pintar che ha ancora energie da spendere nell'attacco della frazione chiave dei misti, la determinante Pintar che passa al comando con Veronica Lucchese che scivola in seconda posizione, Korotkov che risale in lotta per la medaglia d'oro. Primato del meeting in questa gara di Francesca Segat, 2:10,78, stabilito nell'edizione 2009 del Memorial. Siamo alla conclusione della rana, volata finale a stile libero con Tjasa Pintar davanti, 1:45,08, Korotkov 1:46,15, Veronica Lucchese che ci prova nel finale, lei ottima stile liberista, finalista con la 4x200 stile azzurra agli Europei Juniores, ma sembra incolmabile il vantaggio di Tjasa Pintar accumulato nella frazione a rana, quindi Lucchese che si gioca l'argento con la Korotkov e Tjasa Pintar va a vincere 2:16,14, the winner Tjasa Pintar, 2:16,14, Veronica Lucchese è seconda
2:18:43 e poi Anastasia Korotkov è terza 2:18:68, third place 2:18.68.